eravamo in mezzo alla folla dei fedeli. Ecco qua, l'apertura della porta è un momento molto importante ed è proprio il rettore della Basilica, Padre Oliviero Svanera, con altri fratelli. Buongiorno, per questo piccolo importantissimo rito, e si svela, come vedete, la Basilica. Nel giorno della sua festa Antonio accoglie i pellegrini arrivati per pregare sulla tomba. All'alba è iniziata la lunga diretta di Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che passo passo ha raccontato le emozioni e la devozione di una giornata importante, non solo per i padovani ma per migliaia e migliaia di fedeli in tutto il mondo. Momento clou di questo 13 giugno l'arrivo da Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, conservata dal 1652 nella Basilica della Salute e riportata per la prima volta a Padova, dove resterà esposta per una settimana. Parte l'applauso. Portata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia e dal rettore della Basilica del Santo, Padre Oliviero Svanera, la reliquia è entrata a Padova salutata dagli applausi dei fedeli in trepidante attesa sul sagrato. È il momento culminante, come vi dicevo, di una giornata che ci ha visto pellegrini. Dopo la messa solenne, la seconda emozionante peregrinazio, quella della statua del santo e di una reliquia ex massa corporis, che hanno viaggiato lungo le strade della città per portare la parola di Antonio in luoghi carichi di significato. Prima il carcere per portare conforto ai detenuti, poi la Camera di Commercio per una preghiera per le attività produttive in crisi e per i lavoratori, a seguire il comune e l'università, culla del sapere scientifico. Le emozioni in diretta vissute con Rete Veneta hanno accompagnato i fedeli da casa anche durante la messa solenne del pomeriggio, culminata con l'uscita della reliquia del mento. A fine giornata migliaia le preghiere arrivate attraverso i canali social e portate sulla tomba di Antonio, che ha accolto i pellegrini fino alle 22:30, al momento in cui la porta della Basilica si è chiusa, anche se rimarrà sempre aperta per accogliere i fedeli e le loro vite.